ci ha anche un po' stupito che in un momento così importante, così internazionale come può essere un evento di una messa in Piazza San Marco a Venezia, sia andato così nello specifico di una problematica che noi purtroppo viviamo quotidianamente. Il giorno dopo la visita di Papa Francesco, Piazza San Marco torna lentamente verso la normalità. Metà delle sedie che occupavano l'intera area sono state rimosse e lo spazio di fronte alla basilica torna ad affollarsi di turisti. La presenza del pontefice è stata veloce ma intensa, offrendo messaggi e spunti di riflessione che hanno riguardato anche lo specifico di una città particolare e fragile come Venezia. Ha toccato i nostri cuori quando ha iniziato a parlare della fragilità non solo fisica di una città fragile come è appunto Venezia, ma anche di quello che è la fragilità delle persone, di chi la città la vive, della necessità di trovare un giusto equilibrio tra turismo e cittadini. Se Venezia è una città fragile, Claudio Vernier è presidente dell'associazione Piazza San Marco, cioè della sua parte più fragile, di quella che dal turismo di massa alle acque alte deve fronteggiare problemi che qui risultano amplificati. Cosa rimarrà di questo messaggio, secondo lei? Io spero che questo messaggio sia riuscito a parlare veramente ai cuori delle persone, a chi certe decisioni le può prendere. Noi sicuramente facciamo forza, ci faremo forza di queste sue parole perché ci dà il coraggio e la forza di continuare in una direzione che evidentemente non è un qualcosa che vediamo solo noi, ma che va oltre.